Straordinaria apparizione di un'anima del purgatorio. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di una straordinaria apparizione di un'anima del purgatorio che è avvenuta in un luogo e in un momento veramente impensabile, dove erano radunate delle persone che non erano in preghiera, erano in un momento spensierato, erano in cerchio e stavano seduti su delle sedie a fare così conversazioni tra amici. La foto è stata scattata da 2 persone, 2 fidanzati che fanno gli animatori estivi. Si trovavano appunto, in un villaggio vacanze, in cerchio a parlare, con altre persone, prima di iniziare, lo spettacolo. A un certo punto uno di loro ha scattato una foto. Praticamente quando poi la foto, è stata sviluppata, è apparsa netta, chiarissima l'immagine, dolcissima di un'anima del purgatorio che in quel momento era presente lì con loro, vestita, di una camicia, bianca con le maniche corte, aveva il capo reclinato e poi, come pantaloni sembra indossare, dei jeans. È veramente un'immagine che lascia veramente senza fiato e ci invita ad una profonda riflessione. Quindi le anime del purgatorio sono sempre con noi, ci guidano e vegliano anche su di noi, ci ascoltano se le preghiamo, se affidiamo a loro tutte le nostre esigenze e le nostre preghiere. Bene carissimi, allora io vi lascio a questa straordinaria immagine che vi ho soltanto fin qui descritto, sperando che susciti in voi quella stessa impressione che ha suscitato in me. A presto carissimi.